23:40 questa sera a Rete 4 il premio Persefone, un premio che nasce ad Agrigento e che si trasferisce a Roma. Al microfono Francesco Bellomo, direttore artistico dell'evento. Sì, il premio Persefone nasce ad Agrigento, dinanzi alla Valle dei Templi. Abbiamo fatto 6 edizioni. L'ultima è stata quella del 2006, presentata da Alessandro Preziosi, e dopodiché per contingenze varie siamo stati costretti, per non farlo morire, a trasferirci a Roma. Da un paio d'anni lo facciamo alla Sala Umberto, che è il teatro con il quale collaboro ormai stabilmente, e siamo giunti alla 16ª edizione. Una edizione particolarmente ricca, dove ci sono stati Maurizio Costanzo, che è anche il presidente del premio, Carlo Verdone, Stefano Fresi, personaggi della politica come Gianni Letta, il ministro della salute Lorenzin. Insomma, un'edizione veramente ricca di eventi, questa caratterizzata quest'anno dal rapporto fra cinema, teatro e narrativa. Infatti il premio Persefone dà dei riconoscimenti a quegli artisti o quegli operatori dello spettacolo che si sono distinti nella promozione del teatro e sono stati protagonisti di opere o tratte da sceneggiature cinematografiche, oppure che hanno ispirato sceneggiature cinematografiche, oppure da spettacoli che sono stati tratti da romanzi. Un'edizione veramente ricca, con Paolo Ruffini che l'ha presentata. Paolo Ruffini, tra l'altro, è anche il protagonista, uno dei protagonisti, insieme a Violante Placido, Stefano Fresi e Giorgio Pasotti, del Sogno di una notte di mezz'estate, che ha diretto Massimiliano Bruno. Lo spettacolo ha debuttato quest'estate a Verona e dal 9 gennaio sarà al Teatro Eliseo di Roma. Anche questa è una mia produzione, quindi insomma siamo molto soddisfatti della riuscita di questi due eventi, per cui vi aspettiamo questa sera su Rete 4.